A meno di 24 ore dalla morte dell'operaio toscano di 49 anni, che era rimasto folgorato da una scarica di 20.000 volt in un incidente sul lavoro lo scorso 20 giugno a Dignano e deceduto all'ospedale di Udine a seguito delle gravissime ferite riportate nel sinistro, questa mattina un episodio analogo si è verificato nella centralina elettrica in costruzione che si trova situata presso il deposito magazzino aste della Ipobank in via Casali 54 nella zona industriale La Brava, San Giovanni a Natisone. Un operaio di nazionalità straniera stava eseguendo dei lavori all'interno della struttura quando all'improvviso è stato colpito da una potente scarica elettrica. Subito soccorso da alcuni colleghi e dal personale addetto al magazzino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Dalle prime notizie giunte in redazione l'operaio sarebbe fuori pericolo di vita. La prima diagnosi parla di ferite serie su tutto il corpo. La scarica elettrica si è scaricata su di lui frantumandogli alcune parti della struttura ossea. L'uomo in questo momento si trova in sala operatoria, come detto fuori pericolo di vita, prognosi riservata. Per chiarire le dinamiche del sinistro, rilievi di legge e polizia giudiziaria condotte dai militari dell'Arma dei Carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone.